ho l'applicazione nel cellulare che controllo tutti i Green Pass. Chiedo al cliente gentilmente di esibirmelo appena entra, o se no al telefono quando prendo l'appuntamento chiedo se ce l'hanno e se purtroppo non ce l'hanno devo lasciarli fuori. È quanto prevede il decreto anti-Covid dello scorso 5 gennaio che ha introdotto nuove regole per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Dal 20 gennaio chi non è vaccinato deve esibire all'ingresso almeno il Green Pass base, ovvero quello che si ottiene con un tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare, in questo caso la validità è di 72 ore. Cosa dicono i suoi clienti? Ma fino adesso non ho avuto ancora nessun problema. Una misura in larga parte condivisa dagli imprenditori del settore dei servizi alla persona, pronti a mettersi in gioco e a fare la propria parte. La cosa fondamentale è riuscire a rispettare queste regole. Più le rispettiamo e più riusciamo a uscirne prima da questo problema. Certo, il rischio è quello di perdere qualche cliente. Ne perdi perché giustamente ogni persona ha la propria ideologia ed è giusto rispettare la propria ideologia. Cioè io rispetto chi non vuole vaccinarsi, per cui clienti ne perderò in questo percorso e amen, non posso farci niente.